Ben ritrovati a Veneto in diretta e in questo spazio dedicato al sociale. Oggi abbiamo ospite Stefania Fochesato, consigliere onorario della Fondazione Città della Speranza, già presidente e oggi referente per le relazioni esterne. Buongiorno, ben ritrovata Stefania. Buongiorno a tutti. Fondazione Città della Speranza ci ha consegnato un bilancio sociale per il 2024, una pubblicazione significativa che rappresenta tutto l'impegno della Fondazione Città della Speranza. Questo bilancio racchiude l'impegno di tante persone, di tanti volontari, ma soprattutto di chi crede nella ricerca e di chi crede che sostenendo la ricerca può dare un futuro a tanti bambini che purtroppo soffrono per patologie magari importanti, ma anche a tanti ricercatori che stiamo sostenendo qui in Italia e purtroppo siamo abituati a sentire che scappano all'estero. Noi addirittura stiamo aumentando il numero presso il nostro istituto di chi lavora proprio in ambito pediatrico. Proprio nel bilancio sociale ci sono delle parole chiave molto interessanti: trasparenza, determinazione, valori. Ti lancio questi termini. Questi sono, la trasparenza è quella che ha fatto crescere la Fondazione Città della Speranza. Ad ogni iniziativa corrisponde una ricevuta, corrisponde la donazione, corrisponde la possibilità di tracciare anche una piccola donazione rilasciata 10 anni fa, 5 anni fa. Si può vedere come sono stati spesi i soldi, quanto e come sono stati, direi meglio ancora, investiti. Questa è proprio la trasparenza e la chiarezza che si può leggere in questo bilancio. L'impegno è quello proprio legato alla possibilità che abbiamo già visto nel tempo di far aumentare i tassi di guarigione, di vedere sempre più bambini guarire, e che è l'impegno che porteremo sicuramente avanti fino a che ci sarà qualcuno che ha bisogno di cure. Speriamo che presto i numeri siano pari a zero, come ci ha detto anche in un'altra intervista il Presidente. Cittadellasperanza.org è il sito di riferimento dove si trovano tutte queste informazioni. Stefania, voi avete in programma anche un grande evento per settembre, la staffetta. Allora, ricordiamoci che questo è l'anno del Giubileo della Speranza e il nostro motto è sempre stato quello: dare speranza a chi magari soprattutto un tempo non l'aveva, ma oggi sta diventando anche certezza, la certezza di guarigione, ma proprio per un po' forse parlare del nostro impegno, un po' per ringraziare del percorso fatto. Ci stiamo preparando con partenza il 26 settembre da Padova con 50 consiglieri volontari o guariti per arrivare a Roma il 27 settembre e noi auspichiamo di incontrare il Santo Padre, ma abbiamo già incontrato e fissato, possiamo dire, l'incontro con il Monsignor Parolin, che è venuto anche a trovarci in istituto di ricerca proprio per toccare con mano e conoscere i nostri laboratori. Questo incontro però è anche preceduto da questa staffetta legata sempre all'Arma dei Carabinieri, un evento che abbiamo ormai costruito negli anni e che ogni anno aumenta, cresce, ma anche proprio per impegno e solidarietà, che partirà da Padova. Quindi gli atleti dell'Arma ogni giorno faranno un percorso per raggiungere varie città, per appunto poi concludersi la mattina del sabato 27 settembre a Roma, dove tutti ci riuniamo con, come appunto detto, volontari, consiglieri, proprio per questo grande incontro che per noi è importante, sta a segnare un obiettivo su quale stiamo lavorando molto. Un importante obiettivo che viene raggiunto un po' alla volta. Volontari, un'altra parola chiave, delle figure fondamentali. Questo è il periodo anche del 5 per 1000, leghiamo un po' questi due impegni. Allora, il 5 per 1000 è diventato veramente una voce importantissima nella raccolta fondi della Fondazione, perché pensiamo che la precedente dichiarazione redditi era 70.000 e qualcosa in più le firme di scelta del 5 per 1000 a favore di Città della Speranza. Quest'anno sono state 71.200. La cifra totale è un pochino più bassa perché purtroppo il governo ha messo un tetto alla ripartizione del 5 per 1000, ma in realtà siamo cresciuti, quindi il risultato, anche questo è importante, 2.360.000 euro, che portano veramente a poter sostenere tanti ricercatori. Ricordiamo che ogni 1.500 firme noi riusciamo a pagare un ricercatore per un intero anno. Significa aumentare i risultati in termini di guarigioni.
Ecco, tutte le informazioni le trovate nel sito e nel bilancio sociale. Grazie alla nostra ospite Stefania Fochesato di essere stata qui con noi a Veneto in diretta. Grazie a voi per il sostegno. cittadellasperanza.org, il sito di riferimento. L'appuntamento è per la prossima puntata.